God Save the Wine, siamo qui in questa serata defaticante, spero, dopo in mezzo a questo Vinitaly, e con Malcolm della cantina Collina del Chianti che ci racconta questo progetto che è apparso all'anteprima Chianti Classico con questa etichetta, però poi abbiamo indagato e abbiamo scoperto che è una cosa un po' più ampia. Sì, la cantina appunto di provenienza è nel territorio della provincia di Siena, ma i soci conferitori hanno le aziende che vanno sia dal Chianti Classico fino al territorio della Vernaccia di San Gimignano e quindi anche il Colli Senesi. È una cantina che negli ultimi anni è cresciuta molto, soprattutto in termini di qualità e anche di nuova generazione di soci, cioè mentre magari si può pensare che una cantina sociale è legata a una matrice in cui c'è il conferitore che ha mezzo ettaro, un ettaro, oppure del sabato e della domenica, invece in realtà noi siamo una cantina che vede nella compagine sociale tutti imprenditori agricoli professionisti che hanno estensioni grandi per la zona e che hanno macchinari e impianti specializzati, e quindi nel tempo, anche negli ultimi 4 anni in particolare, abbiamo investito proprio sulla specializzazione non soltanto delle strutture ma anche del prodotto finito, che è quello che presentiamo qui questa sera. Allora noi lo verifichiamo, siamo qui con Mirko, enologo, che ci ha fatto scoprire questa realtà che ci ha incuriosito, addirittura a partire da questo bianco. Esatto, sì, diciamo la cantina da oramai un po' di anni si è accorta giustamente di avere un sacco di soci interessanti con uve interessanti, e quindi abbiamo deciso di metterle in bottiglia con un grande progetto qualità, ed il primo fra tutti è il nostro Lucherino, che è un vermentino che viene da Castiglione della Pescaia, quindi siamo nella zona della Maremma, vista mare, zona affascinante non solo dal punto di vista paesaggistico ma di qualità. Quindi siamo riusciti appunto a vinificarla a parte, a temperature basse, quindi stando sempre attenti a non fare mai ossidare il prodotto, e ne è uscito fuori uno splendido, credo, vino che è portatore proprio dei sentori del territorio, quindi grande verticalità, una buona acidità, sapidità, un vino diciamo di per sé che si esprime in modo abbastanza semplice ma profondo, diciamo così, no? Un vermentino come è raro trovare, perché spesso sono pesanti, alcolici, un grande frutto, invece questo ha proprio quella sapidità, quelle note agrumate di mandarino, di arancio, e poi dopo in bocca questa lama di energia, di sapidità. Veramente un grande vermentino, tutto a un prezzo, qualità-prezzo. Qualità-prezzo, diciamo. Sì, la cantina, diciamo, l'idea è quella di poter avere i propri vini nei posti, come dicevamo, giusti, dove però diciamo è possibile apprezzarlo un giusto rapporto qualità-prezzo, perché comunque è una cantina cooperativa. Cantina cooperativa che potrebbero essere il futuro in Italia, dove ci sono tanti piccoli proprietari e pochi grandi aziende. Le cantine cooperative possono essere veramente la risposta quando si ha patto di investire sulla qualità. Questo è il Colli Senesi. La scommessa è il Chianti Colli Senesi, l'abbiamo chiamato Tuffo del Gruccione, ed è anche qua una manifestazione del nostro territorio. La cantina si trova nel bel mezzo del Chianti e del Chianti Colli Senesi, e quindi un Chianti diciamo tradizionale come pensiero, quindi un vino diciamo di non altissima gradazione alcolica, un vino che si beve bene ma che possa anche invecchiare. Qua c'è un lieve passaggio in legno di secondo e terzo passaggio delle barrique, però diciamo dove si mantiene l'integrità del Sangiovese, quindi un omaggio che facciamo al nostro Sangiovese dei nostri conferitori. Quindi abbiamo scelto i migliori soci che hanno le uve diciamo con rese più basse, quindi con un'attenzione alla qualità, e le abbiamo messe in bottiglia. Veramente un Colli Senesi pronto, scattante, dolce ma non troppo, in bocca freschissimo, ed è, vi assicuro, non è così semplice poi trovare questa qualità e soprattutto a questo prezzo. E poi il vino, il primo vino che ho conosciuto, no, della vostra produzione, è l'RBB 1961, è il Chianti classico, perché la cantina ha anche un distaccamento a Castelnuovo Belardenga, dove ci sono 25-30 soci con circa 50-60 ettari vitati, che conferiscono in questa piccola cantina annessa alla struttura più grande di Poggibonsi, e quindi diciamo una vinificazione in cemento, un affinamento in barrique per 2 anni, vigneto, quindi zona Castelnuovo Belardenga, ovviamente si chiama Geggiano, la frazione, diciamo il piccolo comune dove nasce questo vino,
E RBB perché diciamo, è una storia molto interessante che vogliamo trasmettere, tra l'altro dove l'etichetta che esprime appieno il nome è per diciamo, qualcosa che è accaduto nel 1961 dove Ranuccio Bianchi Bandinelli, che è uno storico diciamo, senese nobile che ha ceduto diciamo, ad un prezzo di favore ai soci che gli lavoravano quei terreni, ai mezzadri che lavoravano quei terreni e ad un prezzo di favore, quindi, ed è diventata una cantina cooperativa, quindi in questa Italia di oggi, cioè un nobile che diciamo ad un prezzo di favore ai propri mezzadri cede l'azienda, poi lui è stato il primo presidente tra l'altro di questa cantina cooperativa, quindi noi abbiamo voluto rendere omaggio. 1961 è la data di questo evento, RBB le iniziali, il cancello aperto, il cancello nobiliare, no? Però aperto a chi ha lavorato la terra. Quindi una bella storia, ma soprattutto un grande vino, intensità, eleganza, un vino nobile, ma che poi quando lo bevi ti dà subito quella caratteristica toscana, quella piacevolezza, la bevo questo tannino, veramente un vino che tutte le volte lo assaggio mi piace sempre di più. E poi conoscendo questa storia direi che è veramente il vino simbolo di questa cantina e che continuerà a essere la loro bandiera, ma occhio a non sottovalutare anche gli altri prodotti. Grazie mille Mirko.